La domanda realmente interessante al momento è questa, che è arrivata come ultima. Se a Tonino finisce con la vittoria della Juve, la candidata dello scudetto, cioè la Juve sarà la candidata dello scudetto nel Napoli? Allora, è una gran bella domanda. La Juve, così come il Napoli, bisognerà, perché io ci metto anche il Napoli in mezzo, attenzione, bisognerà vedere come terranno con l'inizio della Champions. Soprattutto il Napoli, cioè, vi sembrerà strano che io dica questa cosa, però soprattutto il Napoli, perché il Napoli l'anno scorso non l'ha giocata, quest'anno la giochiamo, la rosa naturalmente è più ampia, non è che le cose non si possono affrontare, però bisogna anche poi valutare la tenuta mentale e tanti altri fattori. Sicuramente dovesse finire una vittoria della Juve sabato, la Juve non è che si candida allo scudetto, però comincia a dire ok, ci sono, cioè nel senso sto là, batto l'Inter, quindi metto, diciamo, comincio a prendermi uno scalpo di una grande. Io devo anche dire che se l'Inter va a Torino e perde, non voglio dire che vince o pareggia, ma perde, per l'Inter poi emotivamente diventa tosta, cioè secondo me l'Inter dovrebbe dare un attimo un segnale. Ma infatti, secondo me, sabato è molto più fondamentale per l'Inter non perdere che per la Juve vincere. Perché Esattamente. comunque siamo ancora alla terza giornata, quindi